Buongiorno, sono Cesare di Un Sorriso in Più. Oggi vi porto a fare un'avventura con la mia bicicletta e partiremo da Trezzo d'Adda e raggiungeremo Milano, ma lo facciamo attraversando un posto un po' particolare, il Naviglio della Martesana, sulla quale incontreremo dei luoghi interessanti. A dopo. Partiamo dall'Adda. Questo è il fiume, molto bello in questo punto. Qui l'Adda è stato chiuso con una diga che va a servire questa centrale idroelettrica, la centrale Taccani, molto importante, molto famosa e molto bella, costruita in stile eclettico, quindi raggruppando diversi stili architettonici, ed è un posto molto suggestivo, è tuttora in funzione e produce parecchi megawattora. Questa è la mia bici che mi aspetta. Siamo entrati ora al castello Visconteo, l'antico castello di Trezzo d'Adda. Questa è la torre d'ingresso e adesso vi racconterò qualcosa. Questo è ciò che rimane del castello di Trezzo d'Adda. Era il più importante castello del Milanese ed era stato costruito per difendere un ponte che attraversava in questo punto l'Adda. Fu più volte demolito, più volte ricostruito, fin quando nel XIX secolo fu totalmente demolito per ricavare le pietre per costruire l'Arena di Milano. E questo è l'interno del castello, le antiche mura che davano verso l'Adda, qui quel che rimane del castello che abbiamo già visto dall'altra parte, e qua la torre alta 42 metri ancora intatta e davanti a noi un bellissimo pozzo. Eccolo qui, molto bello. Ecco l'Adda, il ponte dell'autostrada, e accanto a noi uno sbarramento con una chiusa, l'antica chiusa qui sotto di noi, e in questo punto inizia il Naviglio della Martesana. Eccolo lì, il naviglio, quello che vedete adesso, e a sinistra c'è l'Adda. Su questa passerella attraversiamo l'Adda per andare sull'altra sponda a visitare il villaggio di Crespi d'Adda. Eccoci qua, qui siamo al centro del fiume, vedete com'è bello, là è la presa della centrale che vi avevo detto, e qua il fiume continua verso valle. Nel 1877 Benigno Crespi decise di costruire un cotonificio sulle rive dell'Adda per sfruttarne le potenzialità della corrente. Insieme ad esso costruì le prime case per gli operai, che qui vedete, la chiesa, accanto alla chiesa le scuole e l'asilo, più in là anche un ospedale e poi il cimitero. Queste che vedete sono le casette che erano state realizzate per gli operai. Difatti ancora oggi si chiama il villaggio operaio di Crespi d'Adda. Le casette sono state mantenute intatte, ora sono utilizzate e vendute, però hanno dovuto mantenere la ringhiera esterna e tutto quello che era stato costruito allora. Laggiù altre case, come vedete ce ne sono tantissime. E questo è il cimitero, quella lì più grande naturalmente è la tomba di Crespi che si era fatto costruire, e qui accanto ci sono tutte le tombe degli operai che venivano messi anche loro qui. Scusate se traballo un po', ma sono in bicicletta. Eccoli qua, vedete tutte le tombe degli operai, ognuna col suo nome, ognuna con la sua croce. Qui in riva al canale, lassù, la villa Castelbarco Albani, che fu costruita nel XVIII secolo sui resti di un convento. E qua davanti a noi la grande ruota
che serviva per portare l'acqua in villa per alimentare le fontane e l'irrigazione dei giardini. E qui a picco sul canale Villa Melzi d'Eril del 1400 che ospitò a lungo Leonardo da Vinci. Ed ecco sotto noi il canale. Questo è il famoso cotonificio Duca Visconti di Modrone Velvis, dove veniva prodotto il famoso velluto esportato in tutto il mondo. Questa è la diga di Sant'Anna e la centrale idroelettrica, molto bella, un disegno abbastanza moderno, molto bella. Siamo giunti a Inzago, un borgo che Cesare Cantù descriveva come il più bel borgo di villeggiatura vicino a Milano. Qui sorge Villa Aitelli con la sua alta torre ottagonale, è stata costruita su una precedente chiesa. Il ponte coperto di Gorgonzola, sembra una casetta, forse magari lo è. Questa è la Cassina de Pom, venne voluta da Luigi Sforza perché a fianco fece piantare un frutteto di mele e risale al XV secolo. E questo ponticello in ferro che vedete si chiama il Ponte del Panfis, perché al di là c'era una fabbrica di candele e chi attraversava questo ponte aveva un lavoro sicuro. Qui il naviglio della Martesana si infila e va sotto via Melchiorre Gioia e non riapparirà più per Milano. Entrerà poi nel Seveso e si andrà sotto i bastioni di Porta Nuova e diventerà il canale Re dei Fossi. E qui finisce la nostra avventura.